un'interessante iniziativa che i giovani di Sigindustria oggi portano avanti, un'iniziativa sicuramente interessante, la presentazione di questo libro sullo storytelling. Sì, è un evento a cui lavoriamo insieme con il gruppo giovani di Sigindustria, Sigindustria Agrigento, che oggi ci dà grandissima soddisfazione perché abbiamo con noi uno dei massimi esperti a livello internazionale, il professore Andrea Fontana, che si occupa di storytelling d'impresa. E stiamo vivendo una giornata veramente emozionante perché il professore, attraverso delle storie reali, dei casi di studio, ci sta facendo comprendere come la costruzione di un racconto con tutte le tecniche, i ferri del mestiere del narratore, possa veramente farci fare un salto di qualità come imprese, ma anche come professionisti, come persone. Qual è la situazione? Lei rappresenta Sigindustria di Agrigento, una situazione sempre critica. Ecco, come Sigindustria che ruolo svolgete per cercare un po' di smuovere le acque? Le imprese purtroppo vanno via per mancanza di lavoro e l'occupazione scende. Come gruppo giovani di Sigindustria sicuramente il nostro impegno deve essere forte, quotidiano, perché ci sono tantissimi temi da affrontare. Oggi lo stiamo facendo partendo dalle basi, cioè cercando di creare quegli strumenti e quelle situazioni, quel contesto, quelle risorse che possano infondere coraggio, entusiasmo e speranza per i giovani imprenditori, perché se non partiamo proprio dalle basi concettuali, dalle teorie, dalle idee che continuano ad aggiornarsi così come le tecnologie, non possiamo fare quel passo avanti per competere con dei mercati che ormai sono globali. Oggi è l'occasione di sviluppare e seguire questo incontro tecnico che ci aiuterà a capire come è importante raccontare e saper raccontare l'impresa anche per comunicare il valore che le imprese hanno sul territorio. Come è stata accolta l'iniziativa da parte dei partecipanti? Ma penso che la partecipazione è numerosa e anche il livello di attenzione in sala è elevato.